Buonasera a tutte e tutti a questa terza conferenza del nostro ciclo di conferenze dell'Associazione Biblioteca Austriaca. Oggi con una tematica proposta dal Federico Coloni, la metamorfosi nella scuola, un'esperienza didattica per educare alle emozioni. Si tratta di una tematica molto virulente, molto attuale. Non vorrei anticipare nulla, darò subito la parola al nostro ospite, ma mi permetto di presentare il nostro ospite. Federico Coloni ha studiato lingue e letterature straniere presso questo Ateneo udinese, dove nel 2019 ha conseguito la laurea magistrale in lingue per la comunicazione internazionale. Nel 2017 ha concluso con lode un dottorato di ricerca in filologia tedesca presso l'Alpen Adria Universität Klagenfurt e nel 2019 ha assunto il ruolo presso il liceo linguistico Ettore Leoni da Marin alla Tisana in qualità di docente di lingua e cultura tedesca. E dal 2022 e dal 2024 Federico Coloni è stato assegnista presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, dove da luglio di quest'anno è ricercatore a tempo pieno e indeterminato. Oltre alle esperienze didattiche nella scuola di Latisana, lui ha anche ricoperto incarichi di insegnamento di lingua e traduzione tedesca presso l'Università di Udine ed è attualmente anche incaricato all'insegnamento di lingua tedesca per le relazioni internazionali presso l'Università LUMSA di Roma. È ricercatore, è studioso e tra le sue recenti pubblicazioni vi sono la monografia di Deutsche Energiewende, la svolta energetica, oppure meglio la trasformazione energetica, terminologia e discorso, che ha pubblicato nel 2023 presso il Weidler Verlag. E non devo dimenticare l'articolo Educare all'identità e alle emozioni attualizzando la letteratura straniera, uscito presso la rivista Scuola e Lingue Moderne proprio quest'anno. E proprio questo è l'articolo che sta alla base della conferenza di stasera. Naturalmente ha pubblicato altri contributi dedicati all'analisi della retorica e dell'argomentazione nel discorso politico e giornalistico. Sono vari i suoi interessi, i suoi interessi naturalmente privati di musica, i suoi interessi di studi che spaziano dal contatto interlinguistico tra le varietà di tedesco all'analisi del discorso legato a tematiche ambientali e aspetti di didattica della lingua e della cultura tedesca. Caro Federico, sono molto soddisfatta che hai accettato questo nostro invito e ti do subito la parola. Grazie di essere venuta. Grazie a voi. Ringrazio l'Associazione Biblioteca Austriaca per questo invito. Per me è sempre emozionante essere qui nelle aule dell'Università di Udine, dove sono cresciuto, soprattutto accademicamente, ma non solo. Un ringraziamento in particolare alla professoressa Sonia Curi, anche per questa presentazione, a cui vorrei collegarmi proprio per iniziare. Questa presentazione ha messo in luce due dimensioni che, pur nella loro diversità, mi hanno sempre appassionato e che continuano tuttora ad appassionarmi, e sono la ricerca e la didattica. Ecco, nella ricerca io ho sempre fatto il possibile per essere rigoroso, puntuale, preciso, quindi per rispettare quello che è il carattere scientifico della ricerca. Mentre ho sempre vissuto l'insegnamento come un momento di maggiore libertà, ma chiarisco subito questo punto. Pur cercando di garantire la qualità dell'insegnamento,
mi sono sempre sentito maggiormente libero di esplorare, di sperimentare, di scoprire le molteplici possibilità che questa professione ci dà per veicolare, per trasmettere i contenuti. E contestualmente ho sempre cercato di rendere la lezione, la classe, il più vivace, il più frizzante possibile. Diciamo che la mia filosofia di insegnamento si può riassumere con due verbi. Operava per definire le qualità o le funzioni che un oratore dovrebbe avere. Docere, ovvero insegnare, ma anche delectare, che a me piace tradurre in modo consapevolmente impreciso, intrattenere. A me piace tantissimo intrattenere. Ecco, questo è un po' lo spirito della presentazione di oggi. Credo che nei prossimi 90 minuti emergerà maggiormente il mio essere insegnante più che il mio essere ricercatore, perché questa sera vorrei condividere quella che è stata una sfida didattica, una scommessa e in parte anche un esperimento didattico condotto sulla pelle dei poveri studenti che, ciò nonostante, sono presenti qui in aula, cosa che mi fa veramente molto piacere e motivo per cui li ringrazio di cuore. Ecco, dicevo, un esperimento che ha condotto a questo, ad un'esperienza didattica per educare alle emozioni. Esperienza che è stata formativa prima di tutto per me, perché facendo ricerca io non mi occupo direttamente di letteratura. Io non sono un esperto di letteratura perché faccio ricerca sulla lingua e sulla linguistica tedesca. Ed ecco che l'insegnamento è stato per me un'occasione per avvicinarmi in modo più consapevole alla letteratura e nel caso specifico un'occasione per comprendere più a fondo i motivi centrali del racconto La Metamorfosi di Franz Kafka, che quest'anno ricordiamo a 100 anni dalla morte. Una precisazione per quanto riguarda il titolo. Dunque, sono consapevole che il titolo del racconto kafkiano recita La Metamorfosi di Verandlung, quindi a rigore avrei dovuto aprire le virgolette prima dell'articolo La. Però in questo modo ho voluto sì richiamare l'attenzione sul titolo del racconto, ma allo stesso tempo ho voluto enfatizzare proprio il concetto di metamorfosi, specialmente in relazione a ciò che segue nella scuola. Ecco, in che cosa sia consistita questa metamorfosi nella scuola che ho vissuto insieme ai ragazzi e quale sia stato il ruolo del racconto kafkiano in questo contesto, cercherò di chiarirlo nel corso della presentazione. Ho preparato una slide in cui ho riassunto i principali punti della conferenza e già questa slide la dice lunga sullo spirito di questa presentazione. Perché se si fosse trattato di un intervento incentrato su un tema di ricerca, probabilmente mi sarei sentito in dovere, forse adesso da ricercatore posso prendermi qualche libertà in più, ma in linea di massima mi sarei sentito in dovere di cominciare con i riferimenti teorici, ecco, per poi proseguire con l'approccio alla ricerca e solo infine arrivare ai risultati concreti dell'esperienza, dell'analisi, della ricerca. Ecco, questa è un po' la struttura di una presentazione scientifica. Ecco, in questo caso io parto dalla pratica per poi arrivare alla teoria. Infatti darò inizialmente qualche informazione sul contesto in cui ho vissuto questa esperienza didattica, ad esempio sul periodo, quindi sull'anno scolastico e sulla tipologia di scuola in cui ho vissuto questa esperienza, e vi posso garantire che già queste due informazioni hanno poi giocato un ruolo fondamentale nel plasmare questa unità didattica appunto incentrata sulla Verandlung kafkiana. Mi soffermo un po' anche sul tipo di programma, sulla struttura del programma in cui ho inserito questa unità di apprendimento, più che altro perché forse può contenere qualche spunto per eventuali docenti o aspiranti tali.
e poi per far capire come la vera sfida didattica sia arrivata nel momento in cui si trattava di condividere con i ragazzi il racconto di Franz Kafka. Passerò quindi a descrivere come ho sviluppato questa idea di insegnamento, le modalità in cui si è svolta l'unità didattica, nel senso della sequenza di attività che l'hanno caratterizzata e naturalmente mi concentrerò sui contenuti, quindi qui entriamo proprio nel vivo del racconto. Solo infine chiuderò con alcuni riferimenti teorici, in particolare per quanto riguarda questo approccio all'insegnamento nato proprio in ambito tedesco, denominato Identitätsorientierter Unterricht, quindi insegnamento orientato allo sviluppo del. Dunque, perché questa sequenza? Dunque, l'obiettivo di questa scelta lo potrei esprimere con una citazione tedesca che mi rendo conto di banalizzare, ma è per rendere l'idea. Ecco, io vorrei raccontarvi wie ist es eigentlich gewesen, o meglio, per come ho strutturato il periodo, vorrei raccontarvi wie es eigentlich gewesen ist. Ad ogni modo, in italiano, vorrei raccontarvi come è andata veramente. Ecco, questa è una citazione da uno storico tedesco del XIX secolo, Leopold von Ranke, che con il suo approccio storiografico mirava appunto a raccontare i fatti senza prendere particolari posizioni. Dicevo, mi rendo conto che è una banalizzazione, però è questa la struttura che rispecchia la realtà delle cose. Effettivamente ho vissuto in modo molto sperimentale, empirico, un'esperienza didattica in un particolare contesto, per poi scoprire a posteriori, facendo ricerca, che esiste effettivamente un approccio teorico in cui mi sono rispecchiato, mi sono ritrovato. E procederei quindi con il primo punto. Dunque, correva l'anno scolastico 2019 e già qui, come si suol dire, si apre un mondo, perché sarete d'accordo con me che l'anno scolastico, così come l'anno accademico, o comunque in generale il biennio 2019-2020, sarà ben difficile, se non impossibile, da dimenticare, se non altro per le profonde trasformazioni che ha portato nella nostra vita, nella nostra società. Ed ecco che già il concetto di trasformazione, di metamorfosi, in questo contesto forse risulta già meno estraneo di quanto non lo fosse quando l'ho citato alcuni minuti fa per la prima volta. Per di più, per non farsi mancare niente, in quell'anno scolastico era prevista la mia missione in ruolo come docente nella scuola secondaria di secondo grado. Missione in ruolo che prevede un anno di prova e una valutazione finale. Capite bene che quando si è valutati forse non è propriamente consigliabile fare quello che dicevo prima, cioè sperimentare, esplorare, forse è meglio andare sul sicuro. Ecco, ancora più rischioso è sperimentare in una classe quinta, al termine della quale i poveri studenti di cui prima hanno l'esame di stato conclusivo. Però, come vi dicevo, io quando insegno mi sento particolarmente libero, per cui ho seguito il mio istinto. Dunque, per quanto riguarda la tipologia di scuola, parliamo dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Enrico Mattei di Latesana e Lignano Sabbiadoro, e in particolare del plesso Ettore Leonile Martin, che comprende il liceo linguistico, nel mio caso, e anche il liceo scientifico. Dicevo che anche la tipologia di scuola ha giocato un ruolo importante in questa esperienza, perché per me era la prima volta in cui insegnavo in un liceo linguistico e di conseguenza era la prima volta in cui mi trovavo a insegnare non solo la lingua, ma anche la letteratura tedesca, soprattutto per quanto riguarda questa lingua straniera nelle classi quarta e quinta. E questa è stata la vera sfida per me,
nel momento in cui mi sono trovato a preparare il programma che proietto a breve, nel mese di ottobre 2019, la mia domanda è stata: e adesso che cosa mi invento? Ora, prima ho parlato di sperimentare, di esplorare, ora parlo di inventare, chiarisco anche questo punto. Nella ricerca, così come nella didattica, non possiamo inventarci granché dal nulla. Ecco, il mio inventare è più legato a un altro concetto utilizzato da Cicerone. Scusate, ma prima di studiare lingue e letterature straniere ho frequentato il liceo classico, quindi ogni tanto si va a parare lì. Ecco, la mia idea di inventare è legata al concetto di inventio, che nella retorica classica indicava la prima fase della preparazione di una orazione, ovvero quella fase in cui l'oratore sceglieva, andava ad attingere ad un insieme di argomenti già a disposizione e selezionava quelli che riteneva più adatti, più efficaci per portare avanti il proprio discorso, la propria orazione. Ecco, questo è un po' per me l'invenzio del docente, cioè il momento in cui va a selezionare dai temi che esistono già, che sono già a disposizione, quelli che ritiene più efficaci per portare avanti il suo programma. Nel mio caso, ribadisco, l'obiettivo era duplice: da un lato insegnare qualcosa di rilevante, di importante per i ragazzi, e allo stesso tempo delectare. Dunque, prima ho parlato di intrattenere, adesso preciso meglio, volevo anche appassionarli alla letteratura, e questa era la sfida più grande. Una scelta centrale in questo approccio è stata quella di cercare di affiancare costantemente la letteratura alla civiltà. Perché il mio obiettivo era quello di trasmettere ai ragazzi l'idea che non solo la lingua straniera, ma anche la letteratura straniera può essere di rilievo per il loro orizzonte di vita, quindi per il loro presente, per il loro passato, ma anche per il loro futuro. E per fare questo, per l'appunto, ho sempre cercato di recuperare la letteratura all'orizzonte di vita dei ragazzi, naturalmente cercando di non snaturarla, di non sradicarla dal suo contesto di produzione, perché naturalmente anche quello va tenuto presente e rispettato. Ed ecco che per il primo modulo, che ho svolto in ottobre 2019, la scelta è ricaduta su un tema in primis di attualità, cioè il tema dell'energia atomica. Questo perché nel 2019 la Germania era nel vivo del cosiddetto Atomausstieg, dell'uscita dal nucleare, dello spegnimento delle centrali nucleari. Era previsto, la conclusione di questo processo era prevista per il 2022, un mese più, un mese meno, è andata effettivamente così. Parallelamente, in questo modo, ho potuto trattare con i ragazzi per la letteratura il racconto Störfall di Christa Wolf, un racconto in cui è centrale la catastrofe nucleare di Chernobyl. Ora, parlando di Chernobyl, parliamo del 1986 e vi posso garantire che in quella classe di persone nate esattamente nel 1986 ce n'era solo una, cioè il docente. Questo per dire che Chernobyl per i ragazzi è storia, è passato, però non l'uscita dal nucleare che stavamo vivendo in quel momento, stavamo ascoltando le notizie, ci stavamo informando. Ed ecco che in questo modo ho cercato di trasmettere l'idea che anche quello che ci dice Christa Wolf relativamente a questa catastrofe nucleare può avere delle ripercussioni anche nel nostro e nel loro orizzonte di vita. E spero di aver fatto passare questo messaggio. Bene, questo per quanto riguarda il primo modulo. Detto questo, dopo aver scelto un tema così attuale, quasi contemporaneo, mi sono chiesto: e adesso
come vado avanti? Beh, mi sono reso conto ben presto che non avevo gran margine per andare avanti, per cui sono andato indietro. Quello che ho fatto nell'anno scolastico 2019-2020, quindi i successivi anni scolastici in quinta, è stato quello di proporre un percorso a ritroso nella storia della civiltà e della letteratura tedesca del XX secolo. Ripeto, in anno di prova per quanto riguarda me e in quinta per quanto riguarda i ragazzi. Però se mettiamo insieme anche un'ulteriore informazione che vi ho dato poco fa, e cioè che sono nato nell'anno di Chernobyl, uno può pensare, ah ecco, si spiegano tante cose. Scusate, come vi ho detto, mi piace intrattenere. Detto questo, allora spenderei qualche parola su alcuni punti del programma, più che altro per far capire come poi il racconto kafkiano abbia costituito la vera sfida in questo mio approccio. E così facendo ho potuto proporre in modo abbastanza spontaneo e naturale nel corso del programma alcuni temi, precisi intervalli di tempo dell'anno scolastico, se non addirittura in precise giornate, che erano rilevanti per quei temi. Prendo ad esempio il modulo 2, svolto in novembre. Ecco, dopo aver trattato l'uscita dal nucleare, quindi un processo che è durato dal 2000 al 2022, ho deciso di trattare con i ragazzi l'altra tappa fondamentale, cominciando questo percorso a ritroso, ovvero la Wende, quindi la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca. Ed ecco che in questo modo, in modo abbastanza naturale e spontaneo, ci siamo trovati proprio il 9 novembre del 2019, quindi a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, a ascoltare, anche a cantare, ma soprattutto ad analizzare il testo della canzone Wind of Change degli Scorpions, che a detta mia è la migliore espressione del concetto di Wende che sia stato mai prodotto. Parallelamente ho proposto ai ragazzi la lettura e l'analisi di una lettera scritta da Wolf Biermann, anche qui io ci tengo sempre a precisarlo in classe. Wolf Biermann, okay, vivente ragazzi, cioè la letteratura non è qualcosa di relegato al passato, è qualcosa che è vicino a noi. Ecco, una lettera che Biermann ha scritto in occasione della caduta del muro di Berlino. Anche in questo caso ho cercato di riportare che Biermann esprime all'orizzonte di vita dei ragazzi. Non mi soffermo su questo per questione di tempo, però ecco, questo è un po' il mio approccio. Vado veloce sul modulo 3, in dicembre ci siamo dedicati al periodo della Germania divisa e parallelamente ho proposto, anche per coerenza, per organicità con il modulo 2, un testo più squisitamente letterario di Wolf Biermann, ovvero la poesia prima e canzone dopo, Ermutigung, testo che a detta mia ben incarna lo spirito e lo stato d'animo in cui tantissimi cittadini delle due Germanie sentivano, ecco, nel periodo della divisione. Nel modulo 4, quindi procedendo a ritroso, ho proposto prima la Nachkriegszeit, quindi il secondo dopoguerra, per poi arrivare al nazionalsocialismo e appunto alla relativa letteratura contemporanea. Anche qui alcune considerazioni. Seguendo questa sequenza, in modo abbastanza naturale, ci siamo ritrovati proprio il 27 di gennaio, in occasione della giornata della memoria, ad ascoltare, ecco, quelle voci che emergono dal testo di Paul Celan, Todesfuge, fuga di morte. Volevo che i ragazzi percepissero quelle voci come presenti, dato che proprio quel giorno stavamo ricordando l'Olocausto. Certo, tutto questo si può fare anche con un programma più tradizionale di così. Si può fare una pausa dal programma che si sta portando avanti, dedicare quella giornata a quella ricorrenza. Però ecco, mi sembrava che in questo modo il tutto potesse essere percepito come più naturale ed attuale. Parallelamente, per quanto riguarda la civiltà, ho proposto anche il film, la visione del film Er ist wieder da, lui è tornato,
film che non solo di suo riporta effettivamente Hitler al presente della produzione del film, ma che anche in termini di messaggio io credo che sia fondamentale per far capire non solo la retorica del nazionalsocialismo e i suoi meccanismi, bensì anche l'attuale retorica populista e i meccanismi appunto con cui si arriva al consenso. Un'ultima considerazione anche sul racconto breve sulla Kurzgeschichte che ho proposto per quanto riguarda la Nachkriegszeit. Spiegelgeschichte, il racconto allo specchio di Ilse Eichinger, autrice comunque anche lei abbastanza contemporanea, mi pare sia venuta a mancare nel 2015 se non vado errato. E quindi capite che pur essendo il testo del 1949 comunque ecco, anche questa autrice si inserisce nell'orizzonte di vita dei ragazzi. Questo testo l'ho trovato interessante da un duplice punto di vista. A livello narratologico dico solo che si sposa molto bene con questa sequenza di programmi, ma mi limito a stuzzicare la curiosità e non specifico oltre. Chissà, ecco, ha già capito di cosa sto parlando a livello di narrazione. A livello di contenuto invece mi sento di dire che il tema centrale in questo racconto si presta ad esempio ad essere ripreso, penso, in un'ora di conversazione in lingua straniera prevista al liceo linguistico perché si tratta del tema dell'aborto ed ecco che anche la letteratura, a partire da un testo del 1950 circa, offre degli spunti che sono attuali anche per i ragazzi ora. Bene, tutto questo per dire che fino a questo punto io ero riuscito, tra le ricorrenze all'interno dell'anno scolastico e tra alcune scelte tematiche e letterarie, a trasmettere il messaggio che la letteratura è qualcosa che possiamo vivere anche noi oggi. Solo che, previsto in marzo 2020, a questo punto, continuando ad andare a ritroso, era prevista la Jahrhundertwende e, per quanto riguarda la letteratura, il racconto di Verwandlung di Franz Kafka. A questo punto io mi sono detto, qui si parla di una persona che una mattina si sveglia e scopre di essersi trasformato, quindi fa esperienza di questo senso di alienazione. Perde le sue relazioni sociali, è rinchiuso nella sua stanza, è quasi spiegato, mi sento di dire, e perde anche il suo ruolo sociale. Mi sono detto, come faccio a trasmettere ai ragazzi che non hanno mai vissuto niente del genere, ecco, questa idea che anche per me stesso è difficile da immaginare. Ecco, io mi chiedevo questo a ottobre 2020, scusate, a ottobre 2019 in prospettiva marzo 2020. Marzo 2020. Penso che abbiate già capito dove voglio arrivare, ma vi dico solo una cosa, per quanto non buona, perfetta mi sia tornata per questa unità didattica, né voluto né causato la pandemia. Ecco, infatti. Siete andati avanti parlando, avete parlato di Kafka online allora? Esattamente, esattamente. Il 22 di febbraio, se non vado errato, del 2020 è stato l'ultimo giorno di didattica in presenza per quell'anno scolastico. Dopodiché sono seguite 2 o 3 settimane in cui abbiamo fornito ai ragazzi materiali in modalità asincrona per il lavoro individuale e dopodiché è stata avviata la didattica a distanza. Ecco, io ho sfruttato queste 2 o 3 settimane proprio per trovare una conferma di quello che mi era parso intuire, e cioè che questo contesto si prestava per far capire più da vicino i concetti centrali del racconto kafkiano che illustro tra un attimo. Ho trovato effettivamente una conferma, una citazione con cui poi ho iniziato questa unità nella prima video lezione. Ve la leggo brevemente.
Proviamo per un attimo ad immaginare di addormentarci da uomini e risvegliarci con qualcos'altro. Immaginiamo di trovarci materialmente intrappolati in un corpo non proprio, più grande, diverso e corposo come il corpo di un gigantesco insetto. Impossibile, sarebbe nient'altro che un sogno questa situazione, che pure, in tutta la sua assurdità ed in vera somiglianza, rappresenterebbe pur sempre una parte di noi stessi. Rappresenterebbe tutte quelle volte in cui nell'arco della vita siamo soggetti a sentirci intrappolati, ingabbiati, in un qualche contesto soffocante. Ora, a livello di ricerca scientifica, questa citazione ha un grossissimo problema, e cioè vale meno di perché il sottoscritto era talmente entusiasta di aver trovato questa conferma che non si è nemmeno preso la briga di tirarsi giù la fonte, cioè il sito in cui ho trovato questa citazione e men che meno la data della consultazione, come buona prassi di ricerca vuole. Quindi a livello di ricerca questa citazione non sarebbe sensibile, però vi posso assicurare che nel momento in cui ho proiettato questa citazione e ho letto ad alta voce l'ultima frase ai ragazzi, ho visto delle espressioni piuttosto convinte. Ho chiesto loro se questa idea di sentirsi intrappolati, ingabbiati in un qualche contesto soffocante ricordasse loro qualcosa, e la reazione è stata sì, prof, decisamente. Ed ecco che a partire dalle loro sensazioni ho potuto introdurre quelli che sono concetti centrali all'interno della Verwandlung kafkiana. Ho un riferimento bibliografico ed è il libro di testo su cui abbiamo lavorato, il libro di testo in adozione che ci ha accompagnato in questa esperienza. Quindi concetti come Ein-und-Abgrenzung, contenimento e confinamento e separazione, soziale Isolation, penso che sia chiaro, Beziehungslosigkeit, mancanza di relazioni, Verlust der sozialen Rolle, la perdita del proprio ruolo sociale, e Gefangenschaft, un senso di prigionia. Ecco, ho chiesto prima di tutto ai ragazzi che cosa significano i concetti in quel momento. Prima di dire loro ecco, che sono centrali in Kafka, volevo partire dal loro sentire. Non vi dico immediatamente qual è stato il loro feedback perché vorrei dare voce a loro più avanti nella presentazione attraverso alcune citazioni, attraverso alcune osservazioni. Questo è stato un po' l'input che ho fornito. Dopodiché abbiamo iniziato la vera e propria unità didattica con un'introduzione, poi un avvicinamento al testo e infine una produzione. Per spiegare ecco, la trama, quella che è la Handlung in tedesco del racconto, sfruttare insomma, in una mia spiegazione, trovandoci online quella di un video mi è sembrata la scelta ecco, più indicata. Per due motivi. Primo, in questo modo i ragazzi hanno potuto ottenere qualche prima informazione di contestualizzazione dell'opera e allo stesso tempo si sono esercitati dal momento che il video è in lingua anche sul Hörverständnis, quindi sulla comprensione e l'ascolto. In questo video la trama della Verwandlung è come dire, spiegata attraverso queste Lego Figuren, queste figurine di Lego, personaggi di Lego, che sono collocati ecco, in una ambientazione che rispecchia il racconto kafkiano, cioè due stanze, la stanza di Gregor e il Wohnzimmer, il soggiorno, dove invece è diciamo, relegata la famiglia, quindi c'è questo senso di separazione. Sulla base di questo input, di questa spiegazione, ho chiesto poi ai ragazzi di individuare, e poi naturalmente ne avremo discusso insieme, determinati aspetti del video che richiamavano la loro attenzione sui concetti di cui avevamo parlato all'inizio. Per darvi un'unica idea, ecco, il fatto che
il racconto si svolge in 2 stanze e Gregor sia costantemente nella sua camera mentre il resto della famiglia nel soggiorno, ha ricordato ai ragazzi appunto l'idea di Abgrenzung, quindi di confinamento e di separazione. Ecco, sulla base di questa consapevolezza, a quel punto siamo arrivati al testo vero e proprio. Ho chiesto ai ragazzi di leggere l'estratto del racconto contenuto nel nostro libro di testo in adozione e di cominciare a riflettere su aspetti sia in comune ma anche ecco, divergenti tra la vicenda di Gregor Samsa che stavano leggendo e il loro presente nella realtà pandemica del lockdown. Vi mostro l'ultima fase prevista in questa unità didattica per poi, come dicevo, dar voce al loro responso. Alla fine ecco, di questo percorso e di queste riflessioni, perché naturalmente poi ad ogni fase sono seguite delle discussioni in plenario, naturalmente sempre in modalità online, ho chiesto ai ragazzi di produrre un testo. Volevo che ciò che avevo cercato di trasmettere in quella unità didattica ecco, venisse restituito in forma scritta. Il titolo della produzione scritta che ho assegnato era Meine Verwandlung, la mia metamorfosi. E per facilitare ecco, il processo di scrittura ho anche dato un input per iniziare il testo, o meglio, ho scritto io questo periodo per poi dire ai ragazzi, bene, continuate voi. L'input che ho dato è: Als ich eines Morgens aufwachte, fand ich, dass sich die ganze Welt verwandelt hatte. Ecco, si tratta di una riscrittura del celeberrimo incipit del racconto kafkiano, perché volevo che i ragazzi in prima battuta esprimessero le emozioni che stavano provando in quel contesto per l'appunto soffocante come poteva essere la Verwandlung di Gregor Samsa nella sua stanza, ecco, dopo le prime settimane nel lockdown. Penso che fosse cruciale in quel momento ecco, cercare di sostenere i ragazzi nella gestione delle emozioni in questo contesto per l'appunto così alienante. Detto questo, volevo che anche il racconto kafkiano giocasse un ruolo, cioè volevo che ci fossero dei richiami al racconto, eventualmente cercando di far capire in che misura loro si fossero la vicenda che stavano studiando, oppure anche con delle differenze. E passo ora a ecco, condividere ciò che è emerso da loro. In 2 slide vedrete che il pronome utilizzato è wir, quindi noi, perché in 2 slide ho raccolto quelli che erano per tutti, dopo una discussione plenaria, i risultati della riflessione circa parallelismi tra la vicenda kafkiana e il presente. Dopo passeremo al Ich, cioè vi mostrerò qualche breve estratto dalle produzioni in cui i ragazzi singolarmente hanno detto come si sentivano loro stessi. Traduco. Hanno messo in luce come Gregor, in seguito alla sua metamorfosi, non possa più andare a lavorare, come noi anche oggi non possiamo andare a scuola. Quindi questa perdita del ruolo sociale i ragazzi l'hanno individuata ecco, in questo senso. Lui è rinchiuso nella sua stanza, isolato, e la percepisce allo stesso tempo come una prigione e come un luogo sicuro, quello che noi oggi forse definiremmo comfort zone. Ecco, i ragazzi hanno messo in luce come anche per loro la casa fosse una prigione, perché mancava la libertà di uscire, ma allo stesso tempo un luogo in cui si sentivano protetti naturalmente dal contagio. Il padre di Gregor non accetta la metamorfosi del figlio e vi reagisce con rabbia e odio. Similmente oggi ci sono persone che non accettano le misure di contenimento e che non rispettano le regole corrispondenti. Reagiscono invece appunto con rabbia a questo.
Io devo dire che ho apprezzato molto, anche se di mio non ci avrei mai pensato, ho apprezzato molto questo spirito interpretativo dei ragazzi, perché mi ha fatto capire che loro stavano veramente, ecco, si stavano veramente calando nella letteratura per interpretare dei fenomeni sociali che stavamo vivendo in quel periodo. Hanno messo anche in luce come la madre di Gregory invece sia disperata, così come molte persone oggi nel contesto pandemico, ecco, si sentono. Mi parlano della sorella di Gregor Samsa, Grete, che è l'unica figura che attraversa, che rompe quell'isolamento entrando nella sua stanza e prendendosi, almeno inizialmente, cura del fratello, così come oggi alcune persone fanno, ad esempio i medici con i pazienti. Ed ecco che appunto alla luce di queste osservazioni ho potuto appurare come i ragazzi stessero facendo loro questo racconto. Hanno messo in luce tuttavia anche alcune divergenze, cosa che ritengo molto molto importante, perché io volevo che vedessero una prospettiva, volevo sostenerli in questo percorso che stavamo insieme. Anche noi siamo costretti a rinunciare alle nostre relazioni sociali, ma per fortuna siamo le nostre famiglie. Questo è un motivo che è rientrato, che è tornato costantemente. L'idea che mentre Gregor Samsa è rispetto alla sua famiglia, la pandemia ha costituito un'occasione per vivere più tempo con i propri cari, mentre il ritmo frenetico di prima non dà questa opportunità. Mentre Gregor alla fine del racconto muore, per noi ecco, sussiste la possibilità che la pandemia arrivi ad una fine. Ora lo sappiamo, però tenete presente che parliamo delle prime settimane del lockdown, quindi ecco, per me è stato bello vedere che i ragazzi cercavano comunque di trovare qualcosa di positivo in tutto questo. Adesso vorrei mostrarvi alcune loro riflessioni che mi hanno restituito la lettura dell'unità didattica. Dalle loro produzioni sono emersi alcuni motivi differenti. Ad esempio, le strade e le piazze mostravano una scena surreale, poiché era vietato lasciare abbandonare la propria casa. Ecco, quest'idea dell'assurdo, dell'astruso che caratterizza tutta la Jahrhundert Wende e l'opera kafkiana, i ragazzi l'hanno ritrovata in questa, ecco, in questa realtà pandemica improvvisa e per l'appunto surreale. Adesso siamo rinchiusi da 3 settimane e non mi sento libero, una mancanza di libertà, un altro motivo ricorrente, e sembra quasi che la situazione non sia reale, di nuovo torna a questo motivo dell'assurdo. Questa situazione mi ha spaventato, avevo paura e mi sentivo molto solo, altro parallelismo con situazioni di Greco, quindi la solitudine, perché non potevo incontrare i miei cari amici. Tutti dovevano restare in casa per evitare il pericolo di contagio. Com'è possibile che la mia casa si fosse trasformata in una prigione? E peggio ancora con i compiti per casa, anche questo l'ho apprezzato molto. Infatti ho apprezzato molto da parte dei ragazzi, ecco, questo continuare ad avere il loro humor mi faceva ben sperare. Anche perché loro hanno cercato di trovare anche qualcosa di diverso rispetto al racconto, qualcosa che potesse rappresentare per loro una prospettiva. Ovvero, qui mi dicono che forse niente accade per caso, forse è stato utile per riscoprirci come uomini, come persone, e imparare ad apprezzare nuovamente le piccole cose. Oppure durante questa quarantena a volte mi sono sentita felice perché ero insieme alla mia famiglia e soprattutto stavo bene. Alcuni giorni mi sentivo invece triste perché mi mancava la mia libertà, altro tema centrale del racconto. Altro punto molto importante, adesso so chi sono le persone che si prendono veramente cura di me,
che si ricordano di me e che io posso definire e considerare veramente amici. Anche questo è un punto che i ragazzi hanno messo in luce proprio relativamente al contesto pandemico. Questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo vissuto. Ecco, io in questo modo ho cercato da un lato di dar voce alle loro sensazioni e di far sì che loro ascoltassero le loro emozioni in questo contesto. E parallelamente ho cercato di fare in modo che si calassero maggiormente in un racconto dai motivi così peculiari, sfruttando ecco, il collegamento tra ciò che viene narrato e ciò che stavano vivendo. Come vi accennavo, mi avvio alla conclusione perché ho scoperto che questo mio approccio particolarmente empirico e sperimentale in realtà rispecchiava quello che è un modello all'interno del cosiddetto Identitätsorientierter Unterricht, un modello di insegnamento orientato allo sviluppo dell'identità. Volker Frederking propone un modello tripartito in 3 fasi che traduco e riassumo brevemente. In una prima fase della subjektive Annäherung, ho trovato alcune liste, non le ho segnalate con SIC, però ecco, è una fase di avvicinamento soggettivo ai temi del testo. Cioè, in questa fase vengono attivate le preconoscenze dei ragazzi relative ai contenuti dell'unità didattica, ma a partire dal loro orizzonte di vita. È quello che ho cercato di fare nel momento in cui ho chiesto, beh, che cosa significa mancanza di relazione per voi, che cosa significa isolamento sociale per voi. Questo perché poi, in una seconda fase, definita Objektivierende Textanalyse, quindi analisi del testo oggettiva, a quel punto ci si avvicina, ci si cala veramente nel testo, tenendo però presente che c'è stata già un'elaborazione dei concetti centrali. Quindi i ragazzi ritrovano le tematiche, i motivi, ecco, di una determinata opera letteraria, ma in parte le hanno già fatte proprie in una prima fase. Ecco, Frederking precisa che in questa fase è altresì centrale una contestualizzazione, ecco, a livello di biografia dell'autore, a livello di periodo storico, a livello di contesto sociale. In una terza fase, che appunto rispecchia la mia scelta di attualizzare la Verwandlung kafkiana nel contesto pandemico, Frederking prevede una personale und soziale applicazione, quindi un'applicazione in chiave personale e individuale di ciò che è stato studiato. In questa fase, ecco, si chiede ai ragazzi e agli studenti di fare propri, di inserire, ecco, ciò che è stato studiato nel proprio orizzonte di vita. Questo è un modello che viene adottato anche in ambito italiano. Cito brevemente le riflessioni di Camilla Spaliviero, Università Ca' Foscari di Venezia, che in modo essenzialmente speculare nella prima fase prevede attività che precedono la lettura del testo e collegano la quotidianità degli allievi ai contenuti della lezione. È fondamentale iniziare questa fase con attività centrate sul protagonismo degli studenti per far percepire il legame tra gli argomenti della lezione e la realtà in cui vivono. Spaliviero poi prevede una fase di esplorazione e di analisi del testo, quindi Texterschließung und Analyse, su cui non mi soffermo perché poi ogni docente, ecco, adotterà le strategie e le attività che ritiene più efficaci per l'analisi testuale, ma volevo sottolineare come anche questa autrice nella terza fase attribuisca ai lettori la responsabilità di attualizzare il testo letterario in modo personale e innovativo, esaminandolo in base alla capacità di assumere un carattere rilevante nella loro quotidianità. Si conferisce maggiore protagonismo agli studenti affinché sperimentino i legami esistenti tra i temi letterari e le loro riflessioni esistenziali. E l'opera si inserisce nella quotidianità degli studenti e si interpreta nei suoi possibili significati attuali, nel costante rispetto naturalmente dei messaggi originali. Ecco, questo è quello che io in modo empirico e sperimentale ho cercato di fare,
per poi scoprire che a livello teorico anche qualcun altro appunto ci stava pensando. Concludo con un'ultima slide in cui ho riassunto un po' quella che è la filosofia di questo approccio orientato all'identità. E che cosa è cruciale in questo tipo di insegnamento? Ecco, Spinner già nel 1980 affermava come in un insegnamento orientato all'identità sia fondamentale fornire costantemente ai ragazzi l'opportunità di riferire per iscritto riguardo a proprie esperienze di vita, ai propri desideri, ai propri sogni. E più avanti Frederking chiarisce come questo valga non solo per le lezioni di lingua straniera, ma anche per lezioni di letteratura. E concludo con proprio una definizione, cioè l'obiettivo di questo approccio identitätsorientiert, per lanciare ecco, anche un appello finale, una mia considerazione. Ecco, questo approccio e queste attività mirano al sostegno dei processi di sviluppo nei bambini, quindi scuola primaria, e nei ragazzi, quindi scuola secondaria. Ecco, il mio appello a eventuali docenti o aspiranti tali è il seguente, e lo lancio non solo in base alle esperienze di didattica, non solo in base alle esperienze di ricerca, ma anche in base a esperienze di vita. Ecco, aiutiamo i ragazzi a scoprire la propria identità, ad ascoltare le loro emozioni e a consolidare e a curare il loro rapporto con se stessi. Questa sera io ho cercato di mostrare quale può essere il ruolo della letteratura nel fare ciò, ma naturalmente anche la lingua ha delle possibilità naturalmente ampissime per andare incontro a questo obiettivo. In ogni caso, come dicevo all'inizio, l'insegnamento ci dà miriade di opportunità anche per proseguire in questa missione che credo ecco, sia centrale nella nostra professione. E questo perché fintanto che non ci sarà un individuell tragfähiges Selbstverhältnis, fintanto che non ci sarà a livello individuale un rapporto solido con se stessi, allora non potrà mai esserci un altrettanto tragfähiges Weltverhältnis, un altrettanto solido rapporto con gli altri e con il mondo. Vi ringrazio per l'attenzione.